35 gagliardetti presenti in rappresentanza di diversi gruppi e sezioni regionali, una splendida giornata di sole e una cornice di pubblico delle grandi occasioni. Il 60° anniversario del gruppo ANA di Dolegnano, assieme ai suoi iscritti e simpatizzanti, non si aspettava di meglio per festeggiare le sue nozze di diamante con il Corpo degli Alpini. Era il 4 aprile 1959 quando alcuni veci e boccia, tra questi anche veterani dell'ultimo conflitto mondiale, si riunivano per iniziare l'avventura del gruppo all'interno della famiglia alpina. Dopo i vari passaggi istituzionali, il 3 marzo del 60 veniva conferito a loro il gagliardetto che ufficializzava l'attività. Tante iniziative sociali svolte in questi 60 anni, tra aiuti alle popolazioni colpite dalle calamità naturali, alle attività ricreative, culturali e sociali del paese, servizio di assistenza in vari eventi svolti non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche in altre zone dell'Italia. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma questa non solo ha rinvigorito la voglia di andare avanti, ma ha portato in dote con sé quello spirito alpino indomabile nei secoli.